Radio Spazio, la voce dal Friul, ha presente Gialle Copasse. Idei a confront sul Friul di Bue. Una trasmissione di Federico Dei Ros. Un saluto a tutti, ben arrivati a Gialle Copasse, la trasmissione di voi chiacchierare dal teatro, ma non dome, chiacchierare anche dalla cultura furlane e di un progetto che lei in man ai giovani, stanno che sono loro i protagonisti e chi sta è un elemento, un evore interessante in un stato come quello italiano, chi sa che è un stato sostanzialmente fatto di vecchios e magari così no, sarebbe fatto anche pai vecchios. E invece del progetto che voi us presentate in qualche maniera di chi si in Belgia chiacchierate qualche mese in lavoro, ma voi lo aggiornate anche, si riferisce al fatto che un 3 anni 6 mesi in lavoro è nasciuto una sorta di cantiere, una sorta di laboratori dedicati agli nuovi drammaturgi che si chiama Matearium. I protagonisti sono Anna Gubian, che la viene in studio con noi, che la saluti, che si è formata con un diploma dalla scuola Paolo Grassi a Milano, che è una scuola di arte drammatiche o drammaturgiche, è laureata anche al DAMS di Bologna e di tanti impinca lavora purtroppo non in Italia ma in Germania, ora è presente a fare il drammaturg e dopo non so, tornerà a spiegare una volta c'è che è il drammaturg in un teatro di Esslingen che si chiama Donje Stoccarte. Anzi, subito i saluti, io la parola è Anna. Benvenuta insieme con noi. Voi chiacchierin dalla vostra attività per cercare di trarsi in cacchi, avete fatto iniziative un lavoro interessanti, avete fatto un'attività intense anche. Ma soprattutto perché di recente alle venuto fuori questi libri che tu hai fatto insieme con Alessandro Di Paoli, che dopo lo va in collegamento telefonico, che è intitolato «C'è molto scrivi un test teatrale». Ecco, io penso che le robe che dici voi non sono nome specialisti, che anche qui che fra gli ascoltatori e gli ascoltatori che hanno lì dal mondo del teatro al po' stai lavoro ben a chiste che è un'espressione culturale e artistica. Tu che avete fatto un libro e subito dici anche di che si tratta, stanno che è stato presentato tutte 2 serie in lavoro. Già fa 2 serie al San Giorgio, no? Al Teatro di San Giorgio di Udine, insieme anche con nuovi testi dal Teatro di Furlan. Ma andiamo parodin allora. Annute, per prime robe, tutto fasi allora queste attività che è di consulenza teatrale, ma consulenza un po' no? Che va in una forma un po' complessa. Sì, anche secondo me io tradurrei la parola drammaturg con un consulente artistico, perché di fatto ciò che io faccio è lei testi teatrali e da un giudizio cerco di capire, interpretare e io da queste produzioni che vengono fatte in teatri stabili avei qualità, quindi i partecipi anche a prove dal teatro e noi sono 20 produzioni ad anno e siamo in 3 dramaturgs, quindi si divide in 6 produzioni per anno circa, e quindi dopo aver stabilito quali sono i testi che metti in scena e non io rendin puisios, quindi per esempio si fanno attività di ricerca, si produce libri di sale, si fa dibattiti col pubblico, presentazioni, praticamente si sono restato che è la qualità artistica di questi testi. E c'è che usa sburtate Alessandro Di Paoli a mettidoglie queste esperienze, questo progetto continuativo che si chiama Matearium e che dopo fa imparare anche dalle diverse iniziative. Sì, io non mi stufi di contarlo che questo progetto è nato di 2 persone che in quel momento erano fuori dall'Italia. Tassi che tanti volte quando si va fuori di una realtà, anche volte che tu cominci a pressare di dove che tu veni. E in un certo senso io mi sento un debito verso il Friul, perché io chi sono a sud e chi ha le mie cure, e quindi duce che io ho imparato in questi anni in Germania e la stessa roba era un po' per Alessandro che l'avevo ottenuto anche a Barcellona, in Spagna, e in qualche maniera si sentiva in grassa, c'è chi aveva imparato, c'è chi aveva vivuto e voleva portarlo chi ta senso
per farlo doprà, per farlo crescere. Quindi le attività che mi cominciate a fare, che non sai poi nominali. Però prima di fatti di le attività, hai una curiosità che hai un lavoro serie. In senso che tu di tanti anni, di troppi anni, tu vivi in Germania e tu conosci a vonde ben che il contesto dal punto di vista sociale, politico e culturale, e tu conosci un lavoro ben anche il Nestri, anche l'Italia. C'è differenza fra i due paesi, perché qualcuno mi dice che è una grande differenza, nel senso che la Germania sembra proiettata verso il futuro e l'Italia no. Beh, allora sì, va bene, da chi cultura differenza in negativo per l'Italia, che la mia esperienza è stata che qualunque persona che va di lì con voi di Falca vengono ascoltate. Cioè, queste mi si indica una differenza, nel senso che chi prende viene ascoltato, tu hai di bergelà un po' di anni, magari bergelà anche che persone si ustis. Invece te lì, al di salc, a Tasin, che il silenzio hai una robe sacre in Germania e quindi tu vieni ascoltato, quindi improvvisamente c'è che tu dici sarà direttamente da conseguenze questa che è una roba banale, hai una roba rivoluzionaria rispetto all'Italia mi si di però contemporaneamente a parte il svantaggio che per esempio lì magari si chiacchiere tanto, però esiste una specie di comunicazione, una specie di solidarietà che in Germania a volte sanno cioè nel senso io dico se si un tipo isolato per esempio non sai la socialità io insomma anche so chi io sono contenta di sai chi tu puoi dire sì a colp e sta insieme a Int le persone cioè non sai come dire la socialità è tanto importante che questo è un valore che porta anche robis culturale secondo me. Ma tu ti chiatti bene in quel contesto? Io penso di aver vissuto un anno tra in tal miec, cioè la mia casa era il treno. In che momento, stranamente, pensi di poter dire, ma forse sto in Germania. Però torni volentieri in Friuli. Ma c'è questi sono gli elementi che ti portano piuttosto a fare una scelta dalla Germania, dal contesto tedesco in questo momento? Forse banalmente il fatto che come mi hanno fatto un contratto di 2 anni, poi quindi la garanzia di un lavoro. Sì, e il riconoscimento che sì, effettivamente è grande, perché io sono lì, i conti sì, in questo teatro sei proprio una ammirazione. Tu senti che le tue capacità, le tue qualità, le tue competenze si vengono capite, si valorizzate. Sì, e vengono spronate. Spazi. Esattamente, mi danno spazi e vengono anche spronate a chiapparmi poi responsabilità. Cioè, sono obbligate praticamente, sono lì, chiapitimo che è responsabilità. Come chiacchiare davanti al pubblico e conti c'è chi vi fatto, pur rispunta a domande. A chi hanno una domanda nessuno, se hai voi di farlo io, di contare, di sì, no? Chi sta vuol dire che alle più spazi anche per i giovani? Secondo me sì, in FS. Bene, in ogni caso, che sei giovani, si stai cercando un buon spazio come anche chi in Friuli con questo progetto di Matearium, no? Che è partito con un numero verde della drammaturgia. Sì, la prima roba che vi fatta è da soccorso ai autori dal dramma. Allora, se uno non sapeva come fare con un test, aveva dei dubbi o così, non gli offrivi la nostra consulenza. Ma l'hai avuto successo? Telefonavi a qualche dubbio? Telefonavi. Infatti, non credevo che funzionasse, perché l'avevi partita tutta la verità, è stato un po' un scherzo, quindi come fai il numero verde, no? E se non che non sono chiamate e vengono risolvuti vari casi. E invece dopo, con modalità differenti, si vengono inviati in pratiche, si può dire chiamare una scuola di scrittura teatrale. Sì, io direi che abbiamo fatto 3 robe. Una all'istituto dei corsi che sono stati fatti più volte, si continuano a fare anche che Tom proprio di drammaturgia per imparare a scrivere. Dopodiché abbiamo fatto una rassegna che l'abbiamo fatta 2 volte al CCD di Rovigne per presentare chi già scrive, quindi io principalmente sono partita da Friuli con gli autori furlani, si sono slargiati agli autori milanesi, e la terza volta che abbiamo fatto alle venuto Renato Gabrielli che ha presentato la sua maniera di lavorare, ha fatto un laboratorio. Quindi
promuovi ciò che esiste e forma news authors, che sta le che stiamo facendo. Dopo tornare in parsore di queste scuole anche perché sta dando dai risultati pratici interessanti che io presenterei anche con i protagonisti, no? O qualcuno dei protagonisti. Come si collega con Alessandro Di Paoli, che è il partner di Anna Gubiam, tutto col materiarium che lo vi già presentato. Alessandro, buondì. Buondì, come vai? Ben, grazie, tu anche. Pronto, senti tu? Sì, come no, non ti vedo, ma come ti va? Va benissimo, insomma, dopo queste bellissime serate che abbiamo fatto con le scuole è stato veramente positivo quel che abbiamo fatto. Grande soddisfazione. Sì. Voi insieme con te e con Anna come di chiacchierare di questo test che avete fatto, che è appena stato pubblicato e che proprio ecco, a cui intanto alle bilingual, proprio parlan e partalian. Sì, è un test bilingual che viene realizzato proprio per arrivare anche a Pandi che è la drammaturgia e anche i nostri autori furlani. Sì, Anna, però la prima idea che mi è venuta a fare, ma no, c'è tanti libri, c'è tanti manuali teorici e pratici che esistono già voi sul marchiato. Tu hai ragione. Commentavi lanciamo uno. Ma mi domando io, e la risposta è sì. Nel senso che la differenza che non i vincitori di dati nel manuale è da un'identità, il fatto che sia più bilingual non poteva fare tante int disegni, no? Cioè, e non le donne bilingual dentro si chiamano anche dagli esempi di autori furlans citati e che non erano paragonabili con nessun altro manuale e sono ridotti in tentare di fare un manuale veramente pratico, cioè non le int che altri manuali che già esistevano, tanti volte mi chiedeva la difficoltà che erano stufavi un po', no? Cioè, tante nozioni e così, ma si può all'insegnare a scrivi e c'è che vi provate a fare è veramente che di fare una roba con cui si potesse giocare. Il nostro manuale è fatto per schiappare una penna e una matita in mano e sei doprato, cioè si scrive immediatamente come uno alla mano lo scrive, a scrivere. Lui è questo manuale dal teatro furlano al Coventare al Covente anche perché è contestualizzata, è anche alleata, no? Tu dici all'identità furlane. Alessandro, c'è tipo di strutture viso fatti, vi ho che i capitoli sono una decina. Scusami, non arrivi a sentiti. Sono dei capitoli che sono organizzati secondo quale strutture? Sono 10 capitoli, 10 argomenti fondamentali per noi di scrittura teatrale che accirin di fare anche un percorso di guidare che sarà il lettore, il scrittore, il drammaturgo, le drammaturghe che sarà chi stesso, di guidarlo anche a costruzione dal suo testo. Dal senso, come diceva Anna, è un testo un evore pratico, dove dentro sono degli esercizi e questi esercizi anche sviluppino l'idea di un testo teatrale all'interno. Allora praticamente si comincia con degli elementi fondamentali che sono la presentazione e l'impaginazione del proprio lavoro, perché non quel che dicono che l'apparenza, anche il modo di presentarsi, il modo di formulare il proprio testo teatrale è il primo biglietto di visita di tutto questo. Percorso anche di scritture, dopo viene praticamente la presentazione dal personaggio, dal conflitto, le strutture dal testo teatrale, c'è che sviluppa le idee, insomma è tutto questo percorso. Anna è un buon scrittore, un buon drammaturgo, nel senso di un che scrive testi teatrali, c'è qualità slide di me. Secondo me sì. Secondo me la dicevi chiara la realtà e va a interpretare in sua maniera proprio personale, che è la qualità principale. Dopo c'è il senso che non c'è un drammaturgo, è un canusconte da nostri monti, però in una sua maniera che sarà differente da me e c'è calviot probabilmente sono sempre gli stessi robi, nel senso che il mondo cambia, ma insomma la sostanza è sempre quella, no? Per cui se uno è un buon drammaturgo il suo testo resta valido domani, come insomma contare
con un particolare va a contare l'universale. Mhm. Non sai se sono masse astratte. No, e vale anche per un drammaturgo, c'è che si dice, c'è che uno l'ha detto anche per un scrittore, che per diventare un buon scrittore si tu di voi di scrivi libri, tu imparare lei. Sì, ma infatti sicuramente in che senso i nostri manuali l'insegna lei, cioè l'insegna lei testi teatrali capisce che le da per esempio, no? E imparare. E imparare, sì. Di che hanno già fatto, no? Si partì di zero, i partì svantaggiati. Sì. Alessandro, in tale panorama teatrale furlan, in questo momento manchino i test, manchi una produzione di test teatrali, manchi l'alcatri, c'è coventi al fatto? Beh, diciamo che in questo momento esattamente non manca, dato che la presenza anche delle scuole furlane di scrittura teatrale. Giusto. Già ma sanno forse. Ma no, a prescindere di materiale. Io vedo che c'è tante volontà, tante partecipazioni, sono tanti autori che stanno anche sconvergendo, tante persone che in questo anno magari con i quali si entrati in contatto e sono sempre progetti che si muovono. La difficoltà forse tale che deriva a comunicare, a portare fuori anche dal circolo, dalle compagnie o semplicemente fare essi fuori dal lavoro, dal drammaturgo stesso. Allora per questo esiste un'entità come Matearium che dà voce ai scrittori, dà voce ai loro testi e comincia a fare circolare. Non presentando i lavori nostri di mediana, ma presentando il lavoro di tutto il nostro team e volendo diffondere anche le scritture dei vari autori che attengono sui nostri percorsi. Anna, e questo manuale che volte si vede fatto, lo vedo anche verificato con qualche esperto, con qualche persona che ha competenze in materia? Allora, intanto che il manuale... Parla voi queste competenze. Sì, la nostre competenze, ma anche in realtà tutte le persone che non abbiamo incontrato, sono tutte le persone che hanno frequentato i nostri corsi, senza sapere, loro non si insegnavano a noi, ci che avevano di insegnare. E quindi abbiamo verificato ciò che accoventava le persone per capire le basi da drammaturgia. Dopo, non so, dentro, per esempio, a parte me Alessandro, c'è Giulia Tollis, che è anche una drammaturga dal Teatro dei Gordi di Milano, è furlana, è di origine di Tarcin. Che ha curato la parte bibliografica, cioè sono tante persone da ur e dopo quando non ho cominciato a fare lei a das persone, mi è capitato come proprio la settimana passata di fare lei questi libri a Sonia Antinori, che è per esempio un'autrice italiana che sta lavorando tanto e ha letto che libri ha detto si sottolineare Robis e dice sottolineavi, non sbagliavo e no, era in Robis che io i fase ma non mi rendo conto, cioè per cui è stata una bella soddisfazione. Sì, bella soddisfazione. Alessandro, allora, dopo i salutati, chi slivi noi da sud a Taulin, no? Dice che capito, proprio lì anche il frutto, no? Il risultato di tutti questi percorsi di sperimentazione e di incontri, no? e di informazioni che avete messo data dai progetti che avete fatto. Sì, diciamo così, il punto, il struc, ma anche il punto di inizio di questo percorso che sta facendo Matearium. In cui che anche a partire dal 2012, quando abbiamo cominciato le nostre prime attività con Matearium, con Anna e poi dopo con due che sono entrati in contatto con noi, abbiamo cominciato a fare un ragionamento su ciò che è la drammaturgia, su come si comunica la scrittura teatrale, il pubblico e anche i scrittori, insomma, a entrare storie, a apprezzare il teatro, a costruire un nuovo teatro.
In questo momento per noi questo manuale è la testimonianza di tutte queste discussioni, di questi percorsi fatti in una forma di struc e in una forma che siete anche divulgative, che siete chiare per tutti di lei, ma è anche il punto di inizio per cominciare a chiattare per noi new strumenti, news linguaggi e magari continuare in futuro con una seconda edizione o con un'integrazione di questo manuale. Insomma, mai fermarsi, sempre Mattea. Bene, allora auguri che continuai a Mattea e che non si fermais. Grazie. Grazie Alessandro, tanti auguri. Mandi. Grazie Mandi. E quindi fermarsi per qualche minuto e dopo continuiamo con Anna Gubian sempre in studio con noi, ma in particolare si interremo nuove esperienze di drammaturgie furlane, no? Che sono anche in allestimento addirittura. I passi la linea alla regia. Gialle Copasse, seconda parte. I tornei in diretta a Radio Spazio per chiacchierare dal New Teatri Furlani, che il teatro che viene promovuto di Matearium, un'esperienza, una vore vive, una vore fresche, una vore creative, che in studi viene sempre con uno come rappresentante, come anime, che è insieme con Alessandro Di Paolo, e viene Anna Gubian. Anna, a volte si vede fare l'anno passato anche una vera e propria scuola furlane di scrittura teatrale, per la formazione, no, di autori teatrali per furlani, e subito si interviene in qualche duno. C'è già succeduto? Beh, non col sostegno dall'Arlev, bisogna dire, tutti insieme, non come un corso per imparare a scrivere, ma all'era un corso. Poi erano delle lezioni di storia del teatro furlan, per via di ciò che era già succeduto fin come era Giorgio Zamparo che nos aiutava con la grafia furlane e gli autori dal teatro furlan che già scrivono per furlan come ospiti, quindi era un progetto complesso che ha avuto un vero successo, quindi nel senso che è un settore specifico, no? Bisogna avere passione di scrivere, di teatri e di furlan, insomma mettete insieme tre robe così specifici e abbiamo avuto 14 partecipanti che hanno seguito tutto il corso e di questi 14 partecipanti 6 persone si hanno deciso di continuare il percorso attraverso un tutoring dove loro hanno scritto dei test in tiers, cioè dopo aver avuto le basi e imparato si sono messi con un lavoro di durato qualche mese proprio e abbiamo messo ad un dei test fas e finis che non, ogni tanto cioè non si chiattavano periodicamente e allora portavano sempre i risultati e quindi io seguì passo dopo passo. Non è stato allora un corso di carattere teorico, ma di fatto dopo sono nasciuti 6 nuovi test teatrali. Sì. Che sono due per furlane. Sì. Due in lingue furlane. E mi sembra di aver capito che anche i partecipanti avevano un'età media, avevano le basi, erano soprattutto giovani. Sì, insomma, la maggior parte sui 30-40 anni, comunque persone che fin come o hanno iscritto tanto o hanno iscritto, cioè quindi mi sento di è stato veramente un portare in davanti, sburtare persone signori a costruire la nuova drammaturgia furlane. Ecco, voi sentite qualche di chi sia autore. Vieni in collegamento telefonico Stefania Ursella di Buie, che la saluti. Stefania, buondì. Buondì. Buondì, ma per prima roba in maniera provocatoria dire che Stefania è figlia di Sopari. In tal senso che è casuale il fatto che Topari fosse stato appunto un uomo di teatro non in senso professionale, a team playing, ma amatoriale, ma con esperienze notevoli, no? Che dal teatro sperimentale di Ville di Buie, che è stato un riferimento, un lavoro innovativo, no? Dal contesto del teatro di Furlan in Singapore e dopo Topari ha partecipato anche al mitico allestimento dei Tusta al Friuli con la regia di Elio De Capitani. Chi sia il casuale oppure no, o infame tu hai respirato questo aria teatrale che ti è stato trasmesso? Sì, sicuramente è attaccata a conoscere il teatro in che ambiente lì in cui sei stato e quindi anche a ripetere, anche collaborando sempre poi un piccolo alla volta, anche io
e quindi si è conosciuto il teatro lì, insomma. Ti sento esercitare di tu a fare l'attore in scene? Anche ripetere, dopo sì, come tanti anche il palio con le scuole, e dopo sei passato un po' dietro le quinte. Per quale motivo tu hai deciso di frequentare queste scuole furlane di teatri? Perché io volevo provare anche a scrivere anche, e sicuramente come ti dicevo anche Anna, dal mio caso è proprio vero che non credo che varesse veramente iscritto anche se non sono state le scuole, sia come preparazione teorica che dopo le possibilità di continuare a scrivere, la possibilità di confrontarsi con un gruppo di persone che vengono dal mestiere. Ecco, il lavoro che tu hai scritto si chiama un titolo interessante, Claps, con un ponte esclamativo. C'è storie dentro? È la storia di un giovane che si è appena laureata, sta per partire a lavorare all'estero e gli viene rubato il taccuino, quindi di rimandare le partenze di qualche dì, e in che dì che resta in Friuli con le sue famiglie, con i suoi amici, al fine che scoprirsi un nuovo motivo al Friuli. E dopo non si sa, insomma, se deciderà di partire oppure di restare. Cioè si sa, ma si sa il fin del testo. E in questo lavoro tu hai anche fatto un leam, no? Con un poco, si può dire, di contune autore furlane fra i smior che vi invot che parlate di buie. Sì. E Maria Forte, le poetesse. Sì. E vinti la denoglie di un altro dai protagonisti che è una giovane che al contrario dal protagonista che appunto la vuoi dire via e quindi anche non sta tanto attenta alle culture furlane e soprattutto alle lingue furlane, che il protagonista invece è tutto il contrario e quindi spesso vai anche tramite citazioni dai autori furlani non nome. Vuoi domandare a Anna Gubian un commento su questo lavoro, su queste teste di Orsella? Non vorresti laudare mai qui in realtà, perché secondo me Stefania ha fatto un lavoro veramente bello per tanti motivi, sia per il fatto di avere secondo me arrivata a unire la storia col presente o il futuro, cioè queste sono analisi di la nuova migrazione furlane, mettendo ogni la cultura furlane. È arrivata, cioè a fare un contumiec, appunto class, no? La chiesa, cioè doprant quasi c'è il stereotipo quasi dal furlan, c'è stereotipo ma anche una verità, non sai come dire, lei è arrivata a mettere tutti insieme e c'è che mi senti di ha fatto un grande lavoro sul linguaggio dai diversi personaggi perché il testo viene fuori di murador scagliare in una certa maniera, poi volgarosso, poi così alle che protagonista scagliare con che sfurlan che tinta italianizza a queste, no? E la giovane scagliare con gli speraulis di Maria Forte, quindi veramente è un lavoro raffinato. Hai di sperare che venga portato in scena? Io per me è il più grande augurio che fa. Bene, questo augurio penso che lo fa anche Stefania. Auguri Stefania. Grazie a voi. Grazie Mandi. E dopo altri lavori quali sono? Ma Bruno Chiaranti ha scritto un test, Giacomo Trevisan, Luca Zalateo, Michele Polo e Serena Di Blasio sono stati. Noi veniamo in collegamento telefonico con Serena Di Blasio che ha fatto un test che ha intitolato Liberazione. Serena, buondì. Buondì.
No, io il test non l'hai letto, ma mi sembra di aver capito che è dedicata a una grande femmine, no? È dedicata al suo impegno come partigiane, ma di una femmine che è sempre stata impegnata dal punto di vista politico e sociale e etica, anche sempre come resistente. Faceva la resistenza non fa parte di una stagione della vita, ma anime tutta la vita di una persona. Sì, infatti Liberazione è un testo. Un attimo, scusate. Pronto? Serena, sei tu? Eccomi qua, mi era caduto l'auricolare. Liberazione, insomma, è un testo al fevele di Tina Merlin, no? Più conosciute come la femmina che ha scritto dal Vajont, una giornalista del Vajont. La femmina che fa la grande battaglia, no? Denunciante il pericolo dal Vajont, denunciante che magari così dopo è succeduto. E pagando di persone in tai tribunali. E pagando in prime persone che ha detto, insomma, che ha lì. Ma io i feveli di ieri, anche ieri aveva 20 anni, 14, 15. Come faceva la staffetta? Perché ieri era una staffetta partigiane e suo frate anche, era un gran capo partigiano, Tony Merlin. Ma la storia che io conto è una storia di amicizie. Di ieri con una sua grande amica partigiana che esiste veramente, che è Vilma De Pari, e la storia un po' romanza poi questo loro incontro, questa loro amicizia, immaginandole dopo 10 anni dalla fine della resistenza, quello che poi loro sono diventate e tutti gli ideali come sono cambiati nella vita reale. E come c'è anche l'occasione di portare in scena questo test? Sì, questo testo l'ho lavorato con Massimo Somaglino alla regia, Nicoletta Oscuro come interprete insieme a me, e l'abbiamo portato, ha debuttato al Teatro San Giorgio per Acropoli il febbraio e adesso ci sarà un'altra replica il 23 di giugno nella rassegna TSU Teatro Sosta Urbana allo Spazio Venezia in via Superic, una laterale di Viale Venezia. Anna Gubiani, mi piacerebbe sentire un tuo commento come insegnante. Bene, il fatto è che Serena Di Blasi insieme con anche Michele Polo disegna fase in parte già dai professionisti in qualche maniera, quindi il tipo di lavoro fatto con loro è di chiappare tutte le loro esperienze che hanno già e portarle a un miglioramento, quindi disegna nel loro caso mi sento di sono contenta che abbiamo voluto là in davanti con noi. Per te Serena non è una primizia, noi la prima volta che tu scrivi su un test. No, io già scrivo un par di test, Bessole anche con Carlo Tolazzi, e mi scrivo tosta che l'Alfran è stato un lavoro fatto poi con la richiesta di Andrea Colavino, e insomma mi piace scrivi e anche dici che la scuola Matteario mi ha dato veramente tanto in questo. Tu sei stata soddisfatta allora di questo corso che è stato organizzato, di chi tu hai frequentato? Sì, è stata bellissima anche l'interazione con gli altri scrittori. Anna e Alessandro sono veramente bravi, professionali e simpatici. Bene. Anna, c'è lusso. Sì, vedi tutti di qualità. Grazie Serena, ti faccio tanti auguri. Bene, grazie Mandi. Grazie Mandi. Vi sentite anche Michele Polo. Anna, Michele Polo, lui ha un testo che ha intitolato Falù. E la roba particolare di Michele Polo è che lui ha scritto un test per Pippins e quindi funziona in maniera un tic differente, no? Anzi, tale bene che sa fare in contatto di lui. Comunque, sì, va in livello in linea. Buondì a tutti, Michele, buondì. Ma intanto alle di una vita di quanti ti conosco dal secolo passato ormai, anche se tu sei giovane, no? Di fronte in su che tu hai questa passione dal teatro. sì, beh, ieri lì dalla Lose, dal Curtilla, dai Colonos con Fabiano e Claudio fa Pasolini. Dal Cordium Frut, dal 90, sarà stato 93, 1993, 1994 quando che io Savin presentava la voce di Pasolini in tempi non sospetti. sì, mi vedi, è pericoloso. Mi dicevi
ce l'hai città voi e dopo come ce l'hai città voi dopo io dico. sì. Vabbè. Bene, Michele, tu hai queste passioni ti ha dato tante soddisfazioni, tu continui a coltivare. Sì, anzi, come sei diventato un coltivatore professionale, con anche Matearum, sì, è veramente è stato un cambiamento anche dalla mia maniera di lavorare, perché insomma, cioè, i fatto veramente che chi hai studiato a scuole, che non si combina mai a fare, che è stato a scuola e ti insegnano le robe, dopo tu vedi il mondo normale e tu ti dici, non si lavora così. Invece con Matearum veramente si incattati, vi studiate, vi scrivevi, impartavi, discutevi, nos dicevano va bene, chi non va bene, chi va bene, chi non va bene, insomma. Ma fra le diverse robe che tu hai imparato, qual è la più importante? Ma che di no, per esempio, tapponami i lavori di che gli altri autori, cioè bisogna avere il coraggio di dire che chi alle chi dissi io, chi pensi io, non stai a spazio, no, però che chi so io, perché un po' che alle riscio che gli dici, parti une robe di altri, quindi non è colpa me, no. South Plus, alle meriti me, South Plus non è colpa me, però non è un real rapporto, invece tu dici, chi l'hai fatto io, lo fai insieme, ma l'hai fatto io, e lì tu ti discuti, insomma, mi sembra un lavoro onesto come roba. Beh, chiacchierando di chi sto lavoro fa Luca, nos diceva già fa un momento Anna Gubianca e no, che ha la particolarità di si fatto no, con il coinvolgimento dei Pippins, dice si tratti. E è anche un spettacolo pensato per i frus, perché io normalmente lavoro con i frus, cioè quasi esclusivamente, quindi per esempio che lì è un lavoro pensato per frus a partire dai 5 anni. Sì, dai 5 anni in su. Sì. Bene, ma in chi caso per Pippins intendo burattins, marionetti o altri? Pippins, mos, cioè dopras a viste. Saremo in scena io e Serena Di Blasio e si odono i Pippins, cioè i Pippins sono figure intere e noi muoviamo a viste, quindi non si lavoro di una baracca, non si tapponati, sono muovuti a viste. E chi è la storia in struc c'è disi? La storia è di questo Pippin Frut che le sicchiate da un'isola che secondo me può dare benissimo essere un'isola dalla Grecia o dalla Turchia, è pazzesco perché questo testo ha più di un anno, ma a me cioè che sti in Tabayan come so di Cumò e lui si vicino un po' di Ailan che il puer fruttin di 4 anni è stato morto sulla spiaggia di Bodrum, mi pare che si chiami il paese, sì. E che è stato anche un stimolo. Dicono che però che non è la storia del puer Ailan, è la storia di un Pippin Frut che si chiate che non sa se l'ha perduto il pari o no, e probabilmente il pari a CNA di un naufragio, e quindi loro due che erano partiti insieme a tirare le vite, lui si chiama Bessol, da un'isola dove che gli hai doprato anche presi dal teatro, quindi da queste isole di bestie, la pavè, un mostro, una specie di atabain con lui, quindi è fantastico in chi tu sei, però i frus accettano queste robe qui perché loro interessa sapere se fa lui arriverà a un pari, la ricerca è impossibile, cioè non è che tu puoi scegliere un altro pari, o tu cerchi il tono, tu cerchi le onde, però proprio te lì alle Dio dici che succede, che pensi. Ma il lavoro è già stato preparato, già stato presentato? Il lavoro è fatto, scritto e finito, è stato scritto sia in furlan che in italiano e appunto mi se ne quarti che per esempio sono due lavori differenti, perché un frutto che
un pipin che al tabae al dopo recetti per aulis in furlan e al dopo altri per aulis in italiano, noi per noi è la stessa roba, proprio per noi per noi. Però lo presenti come dai strucs, così un piccolo struc con chi ci inquintra, che facciamo con materium, però il lavoro non è anche mostrato prodotto, no. Anna, no, sono anche due appuntamenti, non all'immediato. Sì, i vin dos repliche da serate che vi fatta al Teatro San Giorgio, dove che presenti appunto un struc di ognuno di quei testi che sono stati prodotti, e sabide a San Denè, la Biblioteca Guarneriale Antighe a Sisemiege, e domenica 24 a Svote 45 a Savorgnan al Tor in aziende agricole di Montalbano, e lì vin praticamente una serata a dura un'ora, dove che vin tre attori che allen chi talks dai test, che sono Paolo Aiello, Daniele Fior e Nicoletta Oscuro, accompagnati da musiche di Paolo Forte, che al suona la fisarmonica in una maniera splendida. Grazie Michele e buon lavoro. Grazie Mandi. Ciao. Grazie Mandi. Il prossimo appuntamento importante qual sarà, Anna? Ma non domani due finite la scuola che c'è fasino, non si stufin mai, come che diceva anche prima Alessandro, lì sempre in davanti. Il prossimo appuntamento in curta è il 7 il voto di mai, dove che io insieme con Giulia Attoli si farà un laboratorio, un workshop di 2 giorni intensivo sulla scrittura drammaturgiche contemporanee, cioè analisi in 4 autori viventi dai più importanti d'Europa, insomma sono la Nobel Frieda Jelinek, Carol Churchill, Antonio Tarantino e John Fosse, e vedi c'è mucca scrivi, allora sono 4 autori che praticamente hanno rotto le regole del teatro che è il tradizionale, allora scrivono in una maniera completamente differente, ci rendi capisce mood e capiscono un testo invece scritto in una maniere classiche come il Zodi Veri di Tennessee Williams, e i giuin a trasformarlo in una drammaturgia contemporanea. Bene, vi ho che sei vulcanics e non si stracca, se vi ho che continuate a portare in avanti una resistenza culturale. Grazie Anna Gubian per essere stata qui in studio con noi, e naturalmente auguri che tutto va di bene. Grazie tanto. E ringrazio per aver partecipato alla trasmissione di voi anche Alessandro Di Paoli, Stefania Ursella, Serena Di Blasio e Michele Polo. Con Iale Copasse si sentin domani sempre alle stesse ore. Mandi a tutti. Ove ascoltat Ial e Copasse, una trasmissione di Radio Spazio, par cura di Federico Dei Ros.